Si è svolto ieri presso l'aula magna della scuola media Vittorio Emanuele Orlando in via Canova a Grotte, facente parte dell'Istituto Comprensivo Rongalli di Grotte, la cerimonia per la consegna del premio Racalmare Leonardo Sciascia Scuola, giunto alla sua 12ª edizione. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico, ingegnere Santino Lopresti, presenti per l'evento il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. Il concorso ha visto 3 concorrenti: Mauro Grimaldi per il racconto animato La città secondo il mare, risultato poi vincitore del premio, quindi Giuseppe Piscopo con il testo Bambini e Calogero Monreale con il libro La sfida di Olga. Queste iniziative, così come quella che abbiamo completato la scorsa settimana, abbiamo realizzato un graffito qui a scuola che uscendo potete riprendere, che è stato fatto dai ragazzi, pensato dai ragazzi, ideato dai ragazzi e poi guidato. Ebbene, abbiamo, come dire, questi eventi che la scuola fa sono gli eventi che poi fanno discostare la scuola da quella che è l'omologazione, cioè il venire a scuola ogni giorno, leggere un libro e poi avere l'interrogazione, quella è quotidianità. Però se facciamo solo queste cose, la scuola si ferma a fare solo queste cose e poi si omologa. Allora io penso che l'omologazione è, questa società del mercimonio è quello che vuole. Invece quando tu poi vai fuori dai canoni classici e incominci a fare un premio Racalmare Scuola, che è affiliato al premio Racalmare, quello del comune, e quindi i ragazzi che devono leggere un libro, devono giudicarlo, e poi la passione con cui hanno seguito lo spoglio, perché ognuno vuole che vinca il proprio scrittore ideale, quello che ha scelto, il libro per cui magari ha votato. Ecco, questa partecipazione è il segnale di un interessamento e questo ci fa ben sperare che queste giovani generazioni siano più partecipi di quelle che attualmente ci sono, che mi sembrano un po' più distaccate. Chiaramente lo saranno perché la colpa non è loro, ma penso che siamo noi che non riusciamo a interessarli. Ecco allora che questo lavoro fatto dagli insegnanti, dalle professoresse, da tutto il gruppo del Premio Racalmare è un lavoro importante. Io voglio ringraziare anche il sindaco che è stato qui, voglio ringraziare Toti Ferlita che non era possibile perché è impegnato in altre cose, voglio ringraziare la professoressa Lina Arnone, insomma voglio ringraziare tutto e anche il personale non docente che collabora, che non si sottrae mai a tutto questo lavoro che talvolta va anche fuori da quello che è il lavoro quotidiano. Bene, io sono contento perché la 12ª edizione già si prepara per la 13ª, ecco, che questi ci siano, questi momenti nella scuola, perché questi non sono perdite di tempo, ma questi invece sono occasioni per formare il cosiddetto pensiero critico, cioè la capacità che ognuno di noi deve avere di dare soluzioni quando è messo di fronte a un problema. Un libro molto delicato che parla della Sicilia, delle migrazioni e soprattutto dei sogni dei bambini che non devono essere distrutti da cattive dicerie. E quindi in conseguenza cosa può fare un bambino dopo la lettura di questo libro? Può imparare a rispettare di più gli altri, può imparare a capire che è inutile creare delle paure, ma in questo mondo si sta bene se tutti stiamo bene, perché se ce n'è uno che sta male anche gli altri soffrono. E ai genitori cosa dire? Ai genitori diciamo ascoltiamoli di più i bambini che sono più avanti di noi adulti, e soprattutto certe volte lasciamoci guidare dalle loro mani, perché se siamo in difficoltà i bambini sono capaci di tirarci fuori. Con La città in fondo al mare, Mauro Grimaldi e Sparto Ripa vince oggi il premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia edizione scuola, alla 12ª edizione. È un'esperienza bellissima perché quando sono i bambini a giudicare, insomma, senza schemi mentali, è una cosa molto bella e molto emozionante. E poi l'obiettivo era quello di inviare un messaggio proprio a questa categoria, a questa fascia di età, e credo di esserci riusciti, e questa è la cosa più bella per me. Ecco, cosa lancia il messaggio? In base a quali criteri lei ha scritto questo libro? Beh, noi ci poniamo il problema dell'immigrazione, di tutte queste persone morte che scompaiono, questa indifferenza che c'è intorno. Oggi, per assurdo, la notizia di una morte di gente che arriva con i barconi, che sta sul telegiornale, sui giornali, viene derubricata, la gente cambia canale, ormai è diventata una cosa abituale, non deve essere così. La morte di una persona, la scomparsa di bambini, di donne deve essere comunque sempre posta attenzione, bisogna cercare di evitarlo. Io ho voluto con questa piccola favola cercare di sensibilizzare su questo tema anche i bambini, cercando di dargli una interpretazione corretta e di portarli
verso un rapporto più umano con questa tragedia. Questo premio è arrivato alla 12ª edizione, si tratta di una manifestazione particolarmente importante perché è dedicata ai ragazzi, infatti il premio Racalmare e Leonardo Sciascia Scuola, è un evento importante che è già appunto arrivato alla 12ª edizione, che coinvolge i ragazzi. Il Comune naturalmente contribuisce alla realizzazione di questo premio perché come detto più volte una delle nostre caratteristiche, ciò che deve qualificare l'amministrazione comunale, quindi il Comune di Grotte, è quella di intervenire sotto l'aspetto della cultura. Oggi abbiamo assistito alla presentazione di 3 libri che sono stati scelti dai ragazzi e che saranno votati dai ragazzi, e questo è fondamentale perché i ragazzi devono comprendere come sia importante leggere, studiare, perché solo leggendo e studiando si è liberi e si potrà avere la consapevolezza di comprendere quello che è il mondo, soprattutto oggi, come sappiamo, Facebook, ormai la libertà ormai consente a tutti di esprimersi su Facebook, ma questo molto spesso porta a una serie di, come dire, a chiunque di poter sviluppare qualunque tipo di pensiero, e quindi la libertà e la possibilità di fare proprie determinate conoscenze consente di meglio comprendere quella che è la vera realtà.